Buongiorno, buongiorno, anche oggi tantissima cronaca Focus TG. Andiamo subito a Mestre perché un noto ristorante, La Meglia, che era molto conosciuto anche negli anni della Prima Repubblica perché lì si ritrovavano i notabili della DC, ma che ancora oggi molto apprezzato, è stato colpito per la 10ª volta dai ladri. Andiamo subito in diretta da Filippo Fois. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo in compagnia di Luca Serpente, che è il proprietario del ristorante Amelia. Lei ha preso in mano questo locale, mi diceva prima, nel 2019. In mezzo c'è stato il Covid, per cui c'è stato anche uno stop. Eppure siamo già a 10 spaccate in meno di 5 anni alla fin fine. Qui fino a pochi istanti fa era presente la polizia scientifica che sta effettuando le indagini. Tra poco anche Simone Merlo vi farà vedere nel dettaglio come è avvenuto il colpo di questa notte. Ce lo racconta lei, Serpente? Sì, alle 3 circa di mattina hanno provato a scardinare una porta, quindi l'hanno scardinata, è intervenuta il locale, chiaramente ha allarmi e ha anche le telecamere, sono intervenute le pattuglie, sembrava tutto a posto, se non che vanno via e dopo pochissimo mi succede questa cosa qua, che viene rilevata dalla signora che mi fa le pulizie, che è arrivata dopo poco che la pattuglia era andata via. Quindi le persone si sono poi dopo nascoste, sono intervenute in un secondo momento e hanno fatto quel po' di danno incredibile, hanno spaccato muri per entrare dentro e quindi mi hanno reso inagibile il ristorante, hanno rubato il telefono di lavoro, fondi cassa, bottiglie, altre cose da quantificare poi dopo, adesso pian piano. E cosa hanno portato via? Stupidaggini, perché parliamo di danni di migliaia di euro e mi vanno a rubare qualche bottiglia col fondo cassa, quindi sono veramente furti che non hanno senso. Io continuo a non capire, questo è l'ennesimo furto, è l'ennesimo scasso, sono sempre stati danni di poche migliaia di euro, stavolta questo è un danno molto grande. Lei ha la tentazione di trasferirsi da un'altra parte. Io ho un altro ristorante da 17 anni in provincia di Padova, in 17 anni ho avuto solamente un tentativo di furto, in 17 anni. Qua questo è un campo minato, Mestre è diventata qualcosa di incredibile, questa zona poi, ma un po' tutta, perché poi mi dicono che non è solo questa, è diventata proprio Mestre, è una cosa incredibile. Effettivamente si tratta di sbandati, noi lo vediamo anche, pur non essendo degli addetti ai lavori, per esempio lì vediamo che sul tavolo è rimasto addirittura un cappellino che evidentemente apparteneva alla persona che è andata, poi abbiamo visto tracce di sangue da tutte le parti, però purtroppo il problema, come si diceva, non è certo questo singolo caso, il fatto che si inquadra in un contesto in cui veramente le cose sono molto difficili. Noi ringraziamo Luca Serpente e naturalmente le auguriamo anche in bocca al lupo, compatibilmente con quelle che sono le circostanze. E restituiamo la linea allo studio. Grazie a Filippo Fois e al titolare della Meglia colpito per la 10ª volta dai ladri. Tra l'altro l'operatore Simone Merlo con Filippo Fois, tra l'altro iniziano presto i ladri a colpire, ovviamente non c'è nessun riferimento alle bande che stanno imperversando nel nord-est, però piccoli ladri di Pokémon da tra 6 e 13 anni, ora basta, li denuncio, è un edicolante di Jesolo che si rivolge alle forze dell'ordine e ai genitori, controllate i vostri bambini. E la polizia di Padova controlla il traffico della droga e per caso ha scoperto in un appartamento nascosto in un frigorifero un quantitativo di stupefacenti. La droga era nascosta anche in frigo con tanto di etichetta sul contenitore, come prevedono le regole per la conservazione alimentare. A scoprirlo gli agenti della polizia di Padova, che avevano accompagnato una giovane che si era presentata in questura chiedendo di riavere i propri effetti personali presenti nell'abitazione dell'ex fidanzato. Per tutelare la ragazza, quindi, gli agenti l'hanno accompagnata, notando però qualcosa di sospetto prima nel frigo, dove
su un involucro c'era scritto trip e conteneva LSD. Da qui la perquisizione dell'appartamento, da cui sono emersi quasi 1,5 kg di hashish, 17.400 euro in contanti e addirittura un lingotto d'oro da 50 grammi. Nel tentativo di darsi alla fuga, un giovane ha prima lanciato una federa contenente della droga dalla finestra per poi provare ad uscirne anche lui. Il giovane però è stato fermato dalla polizia e arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti, mentre la droga e i contanti sono stati sequestrati. Servizio di Francesco Rattai, andiamo a Treviso dove un uomo ha seminato il panico camminando tra i tetti del centro di Motta di Livenza, siamo nel Trevigiano. È accaduto la notte scorsa, i vigili del fuoco lo hanno tratto in salvo, ma i residenti si sono detti esasperati. Quell'individuo, hanno detto, gira in paese anche armato e minacciando le persone, per la serie matti in circolazione. Vediamo. Datevi aggiornamenti. L'autogru dei Vigili del Fuoco riporta a terra questo giovane che fino a pochi minuti prima aveva seminato il panico sui tetti di Piazza dei Grani nel cuore di Motta di Livenza. È mezzanotte, il 27enne di origini marocchine probabilmente raggiunge questo cunicolo e da qui inizia ad arrampicarsi, prima sulla terrazza, poi da uno degli appartamenti raggiunge il tetto e da qui, muovendosi a destra e a sinistra, inizia ad urlare. È su di giri, minaccia anche di buttarsi giù. La piazza si riempie di gente, arrivano le pattuglie, i Vigili del Fuoco con l'autogru iniziano a cercarlo sui tetti. È il panico. Probabilmente voleva buttarsi giù, ora non so bene di preciso. Sono arrivati con l'autogru, l'ambulanza e 2 pattuglie, insomma, dei carabinieri. Un volto non nuovo a questa piazza né alle forze dell'ordine. Non è la prima volta infatti che i carabinieri di Motta di Livenza intervengono per sedarlo. Giovedì scorso, durante una serata di Giovediamoci, quindi piazza piena di gente, questa persona ha iniziato a bere con altri suoi connazionali qui da noi. Abbiamo chiamato la prima volta le forze dell'ordine. Un martello nello zaino, molestie ai passanti, furto di bicchieri qui al bar Gelateria La Loggia, dove spesso consuma e insieme a degli amici se ne va senza pagare. Fa sempre confusione in piazza e minaccia le persone, i suoi connazionali, anche con bottiglie di vetro, armi, insomma, è sempre lui. Hanno iniziato ad agitarsi anche in altri locali noti e dopodiché li hanno presi verso l'una, ma il giorno dopo erano già di nuovo a fare confusione in piazza. Sono esasperati i cittadini di Motta. Questo ragazzo, senza fissa dimora, ha dei parenti che vivono in uno di questi condomini. Quando fu trovato con un martello nello zaino stava per accanirsi contro questo portone. Fermato decine di volte e sempre tornato in libertà. In quest'ultimo caso è stato denunciato dai carabinieri in stato di libertà per procurato allarme, ma c'è da scommetterci che ci riproverà. Non è sempre facile perché è molto irrequieto e si agita molto facilmente. Cerchiamo di fare il possibile, ecco. Prenderemo tra poco con la cronaca nera, però adesso apriamo una finestra su Padova e andiamo in diretta da Chiara Gaiani perché ci sono gli agricoltori in piazza che protestano per il mancato rinnovo dei contratti. A te, Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, sono in piazza gli agricoltori rappresentati da CGIL, CISL e UIL. Questo è lo slogan, questo è quello che ci offrono. Vedete, c'è una cassetta con all'interno una zucchina e un pomodoro. Vi presento velocemente i miei ospiti: Miriam Florian della UIL di Padova e Venezia, poi c'è Gilberto Baratto, segretario della FAIL CISL di Padova e Rovigo, Giovanni Acco, segretario generale della FAIL CGIL Padova. Partiamo proprio da Giovanni Flacco. Sono decine, sono migliaia gli lavoratori nel settore. A Padova il contratto è fermo. C'è stato un piccolo passo in avanti a livello nazionale per quanto riguarda l'inflazione, ma su quanto chiedete state battagliando con le confederazioni? Sì, infatti noi abbiamo fatto degli incontri, più incontri in questi ultimi mesi, che hanno definito una parte economica e una parte normativa. Non ci ha gradito la parte economica perché, come dicevamo, il contratto provinciale è un contratto di primo livello, quindi è un contratto importante per tutte le province del Veneto. A livello Veneto nessuno è riuscito a chiudere e questo è un problema.
e confidavamo invece di trovare un'intesa prossima, perché siamo nella stagione più alta tra l'altro, quindi questi lavoratori che sono spesso, anzi sono lavoratori invisibili, che hanno tutti i diritti di avere un salario dignitoso e sia confacente al valore che noi abbiamo chiesto. Circa 1.200 euro, insomma, il salario di questi lavoratori, e sappiamo insomma che cosa si riesce a fare con questa cifra al mese. C'è un punto su cui invece c'è l'accordo e lo chiediamo a Gilberto Baratto. Le confederazioni chiedono e insomma hanno già sottoscritto la parte che riguarda la sicurezza. Questo è un passo in avanti. Sì, la parte normativa per quanto riguarda la sicurezza e non solo, anche la parte per quanto riguarda gli appalti, che è una cosa molto importante all'interno delle aziende agricole, siamo riusciti ad arrivare a già un'intesa rispetto a questo. Naturalmente però l'intesa è complessiva, nel momento in cui ci sia anche la parte economica è logico che si va a sottoscrivere tutta la parte. Nelle province del Veneto, tranne Verona che ce l'aveva già, siamo anche riusciti a recuperare il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza per quanto riguarda l'agricoltura, che prima non c'era, e questo è importante, è un passo molto importante in avanti rispetto ai rinnovi del contratto. Ecco, il settore agricoltura tra l'altro è in sviluppo nella provincia di Padova, siamo alla vigilia di una stagione importantissima con la vendemmia e sappiamo quanto questo sia importante per una zona che peraltro è diventata mabunesco come i Colli Euganei. Sì, certamente. Per quel che riguarda l'agricoltura padovana noi assistiamo, come è giusto che sia, ad una progressione, ovvero alcune culture che fino a qualche anno fa non erano prerogativa del territorio di Padova, ora sono presenti e giustamente sono stati ricordati il fiore all'occhiello che sono i Colli Euganei, sia per quel che riguarda il settore della viticoltura, però anche ad esempio per gli agriturismi. E quello che lamentano le associazioni datoriali è la mancanza del reperimento della manodopera. Però noi diciamo che se i salari fossero adeguati il reperimento della manodopera sarebbe sicuramente agevolato, perché potrebbe essere un settore che anzi accoglie manodopera in misura sicuramente maggiore di quanto si faccia ora ed eviterebbe tutta quella zona che purtroppo è presente anche nella nostra provincia di grigio che purtroppo c'è e non è salutare per nessuno. Allora io ringrazio davvero tutti i rappresentanti dei sindacati che abbiamo sentito, il servizio nelle edizioni di questa sera del telegiornale, ringrazio per la collaborazione tecnica Cristian Rocchi Allende, direttore da Padova, la linea può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani e ai suoi ospiti, mi pare che con Chiara Gaiani ci fosse Cristian Rocchi Allende, il nostro operatore. 6 persone, riprendiamo con la cronaca, sono rimaste intossicate dai fumi sprigionati da un incendio divampato questa notte nella cantina di un condominio di 2 piani a Valeggio sul Mincio, siamo nel Veronese. I vigili del fuoco arrivati da Bardolino, Verona e Villafranca con 4 mezzi e 14 uomini hanno operato per lo spegnimento dell'incendio che aveva coinvolto mobilio e suppellettili stoccati nella cantina, evitando che si estendesse ai piani superiori. 2 persone bloccate sul balcone al secondo piano sono state soccorse e tratte in salvo dall'autoscala dei pompieri. L'intervento si è concluso intorno alle 5:30 con la bonifica e la messa in sicurezza del condominio che è stato dichiarato parzialmente inagibile. E paura la notte scorsa a Salgareda per un incendio che è divampato nel ricovero di un'abitazione. Una folla di curiosi accorsa sul posto, tanto da rendere necessario il loro allontanamento da parte dei vigili del fuoco. C'erano fiamme alte una ventina di metri e a un certo punto in strada non si passava neanche perché c'erano almeno una ventina di macchine di curiosi venuti a vedere cosa stava succedendo. Le fiamme sono divampate intorno alle 22 partite forse da una batteria che si trovava in carica all'interno di questo ricovero attrezzi garage in cui erano parcheggiate 3 automobili. In pochi minuti hanno divorato lo stabile, le auto e tutta l'attrezzatura all'interno. Nell'abitazione di via Vigonovo 3 a Salgareda abitano 2 fratelli, uno con la famiglia e l'anziana madre che al momento stava dormendo. Immediato è scattato l'allarme imponente e il dispiegamento di mezzi da parte dei vigili del fuoco che hanno raggiunto la via con 3 autobotti, costretti anche a mandare via i curiosi per riuscire a passare. Con loro c'era anche il primo cittadino Andrea Favaretto.
c'è stato un momento in cui c'era veramente abbastanza gente, insomma, che era abbastanza vicina ai mezzi di soccorso. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Conegliano. Sono in corso indagini per capire che cosa abbia innescato il rogo, ingenti i danni, la famiglia è sotto shock. Solo l'intervento tempestivo dei pompieri ha evitato che le fiamme potessero intaccare anche l'abitazione. Adesso andiamo in diretta a Tarso, sulle colline dell'UNESCO, da Edi Kaliman e per la parte tecnica c'è Nicoletta Rizzetto, perché sono state evacuate delle famiglie minacciate da una frana. A te Edi. Direttore, buongiorno, ci troviamo a Tarso, a Corbanese, la frazione di Tarso, precisamente in via Calesella, perché lunedì c'è stata un'ennesima frana qui sul territorio, già duramente colpito con le piogge di metà marzo che nella località di Arfanta avevano messo abbastanza in ginocchio la popolazione, anche lì famiglie evacuate. La palazzina che sta inquadrando Nicoletta è interessata infatti da questa, non una vera e propria ordinanza, ma un suggerimento di evacuazione in seguito alla frana che noi vediamo lassù, direttore, avvenuta lunedì, e siamo in compagnia della vice sindaca Antonella Poll. Vice sindaca, dunque l'ennesima frana sul territorio, 6 famiglie evacuate. Sì, buongiorno a tutti. Diciamo che la fragilità del territorio ovviamente è una cosa che purtroppo, insomma, tanti comuni, non solo Tarso, deve ovviamente fronteggiare. Diciamo che relativamente a questa situazione, allora, innanzitutto la cosa importante da dire è che l'amministrazione è intervenuta subito, tempestivamente. Già lunedì noi eravamo qui sul posto, l'amministrazione insieme al responsabile dell'ufficio tecnico, con il sopralluogo dei vigili del fuoco e anche il nostro geologo di fiducia che ha fatto un sopralluogo con il drone. Chiaro che la situazione è una situazione, insomma, giustamente da intervenire subito. Abbiamo 6 famiglie che abitano qui e quindi noi ci teniamo ovviamente alla loro tranquillità. La paura è quella che, insomma, questo smottamento potesse essere solo un preludio di qualcosa di peggiore potesse succedere. Vediamo degli alberi piuttosto grandi che, insomma, anche con le piogge di questi giorni e il vento potevano essere un pericolo per i residenti. Certo, infatti la nostra tempestività è stata immediata. Già ieri mattina io ero qui presente sul posto insieme con il nostro responsabile dell'ufficio tecnico, l'architetto De Cumis, e le nostre ditte di fiducia. Infatti già stamattina la pianta più pericolosa, se riuscite a inquadrarla, è stata già tagliata. Questa col vento ovviamente si era piegata e poteva esserci un rischio, insomma, che potesse cadere vicino alla palazzina. Ecco, quindi questa è stata immediatamente tagliata e compatibilmente anche un po' con gli impegni del periodo, perché tra ferie e comunque interventi da fare un po' ovunque sul territorio, sarà nostra cura comunque continuare intanto un primo intervento di pulizia dell'area. Allora, ci tengo a dire che già questa mattina, siccome appunto faccio un passo indietro, la ditta Denardi, la nostra ditta di fiducia che è venuta a verificare appunto in sopralluogo, ha dichiarato appunto che con l'intervento dei macchinari, delle ruspe eccetera, diventa troppo difficile, quindi abbiamo optato per una squadra di rocciatori. Una prima squadra è intervenuta questa mattina in sopralluogo, un'altra interverrà oggi pomeriggio e la prima che ci darà disponibilità verrà dato l'incarico e quindi già domani inizieranno i lavori di prima sistemazione e pulizia. Le persone state evacuate che si sono anche volontariamente allontanate dalle proprie abitazioni, dove stanno vivendo in questo momento? Allora sì, ci tengo a dire che le persone appunto in maniera molto tranquilla hanno deciso volontariamente di allontanarsi. Sono tutti ragazzi giovani, alcuni erano già in vacanza, le altre ragazze
ragazzi che sono qui, fortunatamente sono tutti del luogo, hanno le famiglie qui vicine, quindi si sono recati da parenti, amici e la famiglia insomma in generale. Ecco. In attesa quindi delle perizie tecniche e di maggiori informazioni appunto sullo stato di questo versante. Direttore, se sei d'accordo io ti farei vedere un servizio in cui il presidente della provincia di Treviso lancia un monito alla manutenzione e a quella che lui dice la cultura della prevenzione per fenomeni meteorologici e climatici come quelli che abbiamo visto negli scorsi giorni e che hanno messo a dura prova il territorio trevigiano. E da Tarso ti restituirei la linea con Nicoletta Rizzetto. Iniziato il monitoraggio e la conseguente conta dei danni nella Marca dopo il nubifragio che domenica sera si è abbattuto sul territorio, prevalentemente nei comuni di Conegliano, Susegana, Breda di Piave, Maserada, San Biagio di Callalta, Treviso e Villorba. Negli ultimi 2 giorni i tecnici del settore viabilità della provincia hanno effettuato i sopralluoghi nelle aree in cui sono state segnalate delle criticità e fortunatamente l'entità dei danni è inferiore rispetto alle ondate di maltempo di maggio e giugno. Monitoraggio attivo anche sulle scuole superiori a causa degli alberi divelti al campus degli istituti Planck e Alberini di Villorba, dove sono in corso le opere di messa in sicurezza, e all'istituto Cerletti di Conegliano, in cui le raffiche di vento hanno spostato un'impalcatura senza recare gravi danni all'edificio, ma che ha sollevato una scossalina dal tetto della scuola e spezzato alcuni rami. Anche in questo caso i tecnici dell'edilizia della provincia stanno provvedendo al ripristino. Si riaccende così il dibattito sulla necessità di tenere mantenuto il verde pubblico. E questo impone alle amministrazioni pubbliche, tra cui la provincia ma anche i comuni, di fare la manutenzione sul patrimonio arboreo, e laddove non ci siano le garanzie di tenuta bisogna anche intervenire salvaguardando appunto la sicurezza di coloro che utilizzano le strade per muoversi. Non solo le amministrazioni, il monito arriva anche ai privati. A Villorba scattate le sanzioni per chi non ha provveduto alle manutenzioni dopo i solleciti. Prime 20 multe comminate ai cittadini che non hanno potato siepi e alberi che con il maltempo si sono rivelati veri e propri pericoli per l'incolumità delle persone, case e edifici. E mentre il comune di Villorba continua a censire il suo patrimonio verde per verificarne la sicurezza, il presidente provinciale Marcon riflette sulla gestione del verde. Bisogna mettere in atto alcuni interventi di manutenzione e comprensibilmente, perché talvolta quando si va ad intervenire per tagliare un albero nascono polemiche, però si vede che invece bisogna fare una ricognizione sul patrimonio verde pubblico e laddove serva bisogna intervenire senza se, senza mai, magari compensare con nuove piantumazioni eventuali tagli di alberi che sono giudicati pericolanti. Questo bisogna sommare anche una cultura oggi da parte dei cittadini di prevenzione. Andiamo a Rocca Pietore perché oggi era prevista l'inaugurazione e rilancio di Serrai di Sottoguda, il famoso canyon che era stato chiuso 6 anni fa dalla tempesta Vaia, era diventato inaccessibile, sono stati investiti 13 milioni di euro, c'è l'inaugurazione in corso, sta parlando l'assessore all'ambiente e alla protezione civile Giampaolo Bottacin, sentiamo, vediamo se riusciamo a sentirlo. Di saper riemergere da soli. Io ricordo quando il ministro Di Maio arrivò qui e disse: ma cavolo, qui stanno lavorando tutti. Sì, noi siamo abituati così. Noi siamo abituati così, rimasi impressionato nel vedere persone anziane che stavano svuotando le cantine del fango. Per noi è normale, per qualcun altro non è normale. E rivendico il fatto, perché qui adesso parliamo di questo cantiere che è un po' il simbolo, ma qui in Comune di Rocca Pietore abbiamo attivato 128 cantieri e ringrazio tutte le strutture, dal Comune di Rocca Pietore a tutte le strutture regionali, quindi servizi forestali, igieni civili, la difesa del suolo, Veneto Strade, Veneto Acqua, insomma tutte le strutture regionali che sono intervenute qui con 128 cantieri, quasi tutti terminati, senza nessun tipo di contestazione, e questi fanno parte di 2527 cantieri che sono stati attivati dopo Vaia in tutto il Veneto, cosa che non è mai accaduta in nessuna regione d'Italia nella storia della Repubblica Italiana. Quindi credo che questo sia un messaggio positivo. Ma i cantieri li avevamo fatti anche prima, perché la briglia che c'è qua sopra, che è letteralmente esplosa quella sera, era stata realizzata per proteggere l'abitato, e l'energia che ha assorbito la briglia nell'esplosione
si è dissipata lì, altrimenti sarebbe arrivata qui e avrebbe fatto morte e devastazione. Guardate che questo non lo dico io, lo dico i massimi esperti di rischio, e ne cito 2 o 3, il professor Casagli, il professor Maschio, il professor Del Paus, che l'hanno detto dappertutto. Quindi la regione era partita già prima, dopo il 2010, poi penso che lo dirà il Presidente, su questa fase che è stata determinante. Così come è diventato quasi un eroe il prefetto di Belluno qui. No, perché aveva fatto chiudere tutto. Pochi sanno che l'ho dovuto quasi minacciare per far chiudere tutto, perché non era molto, anche lui mi chiedeva ma sei sicuro? E ho trovato degli utili alleati, saluto anche il direttore Munaro, nell'allora comandante dei Vigili del Fuoco di Belluno, Bentivoglio, lui insieme al nostro previsore di ARPA Thierry Luciani, che insomma in maniera, come dire, spintanea abbiamo di fatto obbligato il prefetto a fare determinati interventi. Lo dico dopo anni, non l'ho mai detta questa cosa, non l'ho mai detta, però insomma anche per riportare un po' la verità, perché poi quando fai queste cose ti assumi delle responsabilità che sono notevoli, perché se poi non succede niente poi ti arriva addosso a me quello che non è successo. I montanari sono stati eccezionali con le loro strutture. Qui chi parla di Vaia spesso dice degli alberi, gli alberi erano l'ultimo dei problemi, l'ultimo dei problemi. Qui non c'erano i tralicci, non è che ci fosse saltata la corrente elettrica, mancavano i tralicci crollati, non c'erano le strade, non si riusciva ad accedere, ma perché? Non solo perché gli alberi erano caduti, perché non c'erano più le strade a Cencenighe, saluto anche il sindaco di Cencenighe, non c'era più la strada, era saltato l'acquedotto. E qui eravamo a Rocca Pietro, avete sentito le parole di Giampaolo Bottacin per la riapertura di questo celebre canyon a Serrai di Sottoguda, Rocca Pietore. Andiamo avanti con Vicenza, dove ci sono in attività numerosi cantieri d'estate con strade chiuse e deviazioni del traffico, quindi un'estate di passione per gli automobilisti. Sentiamo qual è il punto della situazione con Luisa Bertini, che insieme ad Andrea Benetti ha sentito l'assessore alla mobilità Cristiano Spiller. Una serie di cantieri estivi, ben 54 quelli relativi alle strade. Il punto della situazione lo facciamo con l'assessore Cristiano Spiller. A che punto siamo? Questa è un'estate molto intensa, i cantieri sono davvero tanti, localizzati un po' in tutta la città, e chiaramente i cantieri portano con sé dei disagi e la viabilità, ma grazie all'opera di coordinamento che abbiamo fatto con tutti i soggetti che operano sulla strada, quindi non solo direttamente il Comune di Vicenza ma anche Amici PS, Viacqua e Viareti, siamo riusciti al momento a trovare davvero un'ottima ottimizzazione, minimizzando i disagi ma soprattutto riuscendo a fare quei lavori, alcuni dei quali penso alla zona stadio, dove si aspettava da anni l'intervento, siamo riusciti a farli partire coordinandoci bene, ottenendo anche delle ottimizzazioni in termini di costi e di tempistiche che ci fanno ben sperare per quest'estate e ci rendono anche soddisfatti del lavoro fatto finora. Ecco, ovviamente qualche disagio c'è stato alla viabilità, ma voi contate che i cantieri più importanti siano conclusi per l'inizio poi delle scuole? Sì, la scelta è stata quella di concentrare nel periodo estivo chiaramente i lavori che impattano sulla viabilità principale, non si fermeranno ovviamente i lavori con la fine dell'estate, continueranno in strade magari secondarie o magari dove i lavori comportano solo magari restrizioni della carreggiata ma non interruzioni della viabilità. Quindi un'opera appunto di programmazione importante, svolta di concerto con le altre realtà, che ci fa ben sperare, ecco, perché i disagi rimangano contenuti come lo sono stati contenuti fino ad adesso. E qui eravamo a Vicenza, adesso vediamo il caos autovelox, perché come sapete è stato disposto il sequestro di autovelox non omologati, ma non si capisce bene quali siano, dove siano soprattutto, e non è chiaro se, diciamo, in tutte le città del Veneto, in tutte le località in cui ci sono gli autovelox, gli automobilisti multati potranno avere un rimborso. Sentiamo.
La vicenda degli autovelox sequestrati dalla Procura di Cosenza è ora all'attenzione della magistratura contabile. Il Codacons ha presentato un esposto alla Corte dei Conti di 10 regioni italiane, tra cui il Veneto, dove erano installati gli apparecchi al centro dell'inchiesta. Nel mirino dell'indagine 2 autovelox a Fabero Veneto, lungo via Martiri della Libertà. Il comune nell'inchiesta è parte lesa, visto che al centro dell'indagine calabrese infatti c'è il titolare della ditta che ha fornito le apparecchiature alle varie amministrazioni locali. L'accusa è di frode in pubbliche amministrazioni. Gli accertamenti hanno rivelato la mancata omologazione delle apparecchiature, fatto surreale per l'Associazione Difesa dei Consumatori Adico, che auspica che le illegalità emerse portino al sequestro di altri autovelox. Ci auguriamo che siano solo i primi 2, perché a riguardo noi non entriamo nel merito se una multa è giusta o se è sbagliata, ma di fronte al fatto che si utilizzano delle apparecchiature non omologate ci fa capire la gravità della cosa. Non riusciamo a concepire come fa una pubblica amministrazione a dotarsi di strumenti che non siano omologati, cosa che un privato non riuscirebbe a fare. Inevitabile a questo punto una raffica di ricorsi da parte di chi ha ricevuto sanzioni ed è ancora nei termini per impugnare le multe. Ciò potrebbe comportare il rischio di condanna dei comuni al rimborso delle spese legali. Dovrebbe essere giusto che le persone che hanno pagato qualcosa che non doveva vengano risarcite. Purtroppo sappiamo anche che non possiamo incoraggiare le persone a pensarlo, anche se stiamo valutando se veramente qualcosa si può fare in questa direzione, perché purtroppo in Italia quando si paga sappiamo che è difficile poi andare a chiedere la restituzione di una multa pagata. Diversamente chi invece gli è stata notificata e deve ancora pagarla, certamente gli si aprono dei scenari completamente diversi. I costi per le casse degli enti locali, tra i rimborsi agli automobilisti e mancate sanzioni legate allo spegnimento degli autovelox, potrebbero quindi essere ingenti e ricadere sulla collettività. Servizio di Nicola Marcato, sentiamo cosa ci ha detto a Treviso l'avvocato Fabio Capraro a proposito degli autovelox. Ci racconta che gli autovelox non sono omologati perché mancano le norme di attuazione che il Ministero non ha mai disposto, quindi non è colpa di nessuno se non sono omologati. Però è colpa di qualcuno se vengono utilizzati. Ci voleva la procura di Catanzaro, sembra suggerire tra le righe l'avvocato trevigiano Fabio Capraro, soprannominato l'avvocato dei Velox. Da anni insiste nell'affossare questi sistemi di rilevazione della velocità privi di alcuna omologazione, dunque inutilizzabili, di fatto illegali. Nella misura in cui non sono omologati non possono essere utilizzati come mezzi per accertare infrazioni, possono essere utilizzati solo a livello statistico. Non so, se voglio vedere quante auto passano per una certa strada, ecco che l'autovelox forse può aiutarmi. Il sequestro preventivo dei Velox T-Expedit V2.0, 2 presenti nel comune di Venezia, potrebbe dunque essere solo il primo nel quadro dell'inchiesta della Procura di Cosenza, la prima tessera del domino a cadere destinata a trascinare con sé tutte le altre. Lo aveva anticipato la sentenza del giudice di pace di Treviso, che aveva confermato come nemmeno i rilevatori di velocità in tangenziale a Treviso fossero omologati. Potrebbe essere solo l'inizio esattamente di una situazione che riguarda tutto il paese. Non sono strumenti legali. Strumenti che hanno rimpinguato le casse dei comuni per centinaia di migliaia di euro. Secondo il Codacons sono valsi 65 milioni di euro solo nelle 20 città più grandi d'Italia. E purtroppo poi invece c'è qualcuno che non solo non li spegne, ma nei verbali ci mette anche che sono omologati, e quello purtroppo è un falso in atto pubblico. Una tesi che valse a Fabio Capraro una denuncia per calunnia, a lui insieme al suo perito Giorgio Marconna da parte dell'allora sindaco di Treviso Giovanni Manildo. Quella volta però il comune non ebbe l'ardire di andare in Cassazione, cosa che ha fatto invece recentemente con il risultato che sappiamo. La Cassazione lo ha sempre detto, lo ha ribadito nell'ultimo provvedimento in maniera chiara. Le autovelox non sono omologati. Allora dovremmo andare, se riusciamo tra poco, ma credo che ci siano problemi di collegamento. Sta parlando il presidente Luca Zaia a Roccapietore per l'inaugurazione a Serai di Sottoguda del famoso canyon che era stato chiuso in seguito alla tempesta Vaia 6 anni fa. Ci andremo tra pochissimo, appena potremo
avere un collegamento ideale. Andiamo invece allora nel frattempo a Bassano del Grappa, crescono i turisti, cresce però anche la tassa di soggiorno per i comuni veneti che la applicano, vale 100 milioni di euro nel 2024, la fetta maggiore 37 milioni è per la città di Venezia, mentre a Bassano si incassano meno di 300.000 euro, ci dice tutto Mirko Cavallin. Sono 148 i comuni che applicano l'imposta di soggiorno, circa un quarto di quelli presenti in Veneto. La parte del leone per gli incassi la fanno la provincia di Venezia con 60 milioni previsti nel 2024 e quella di Verona con 21. Il resto se lo dividono nell'ordine: Padova 8 milioni e mezzo, Belluno 4,6, Treviso 2,3, Vicenza 1 milione e mezzo e Rovigo circa 700.000 euro. I dati, basati sui bilanci comunali, sono stati elaborati dalla Fondazione Think Tank Nord-Est. In Veneto nel 2023 si sono registrati accertamenti per 96,7 milioni di euro, in aumento del 16% rispetto al 2022. L'aumento degli introiti è determinato dal trend complessivamente positivo del turismo, ma in alcuni casi anche dall'innalzamento delle tariffe, nonché dalla crescita del numero dei comuni nei quali si paga l'imposta. Nella classifica dei singoli comuni spicca per percentuale di incremento fra il 2019 e il 2022 il comune di Bassano del Grappa, che ha fatto registrare un aumento di introiti che sfiora l'87%, ovvero quasi il doppio. Nelle casse del comune 5 anni fa erano infatti entrati poco più di 125.000 euro, dopo il Covid ne sono arrivati 234.000 e il dato è cresciuto ancora l'anno scorso, fermandosi poco sotto i 300.000 euro. La previsione per il 2024 è di 260.000, ma viene ritenuta prudenziale. Cresce anche Asiago, passata da 185.000 euro nel 2019 a 245.000 l'anno scorso. A Vicenza la previsione è di 700.000 euro, 110.000 a Creazzo, 177.000 in tutti gli altri comuni che applicano l'imposta nel Vicentino. Secondo Antonio Ferrarelli, presidente della Fondazione Think Tank Nord-Est, se l'impiego delle risorse viene concordato con gli operatori del turismo, l'imposta di soggiorno diventa uno strumento prezioso a beneficio dei residenti, delle imprese e dei turisti. Allora torniamo a Roccapietore per i serrai di Sottoguda, la riapertura. Sta parlando il presidente Zaia, sentiamo se riusciamo a sentirlo, abbiamo qualche problema col collegamento. Ultima roba che vi dico, noi abbiamo ascoltato tutti, ma poi abbiamo deciso di fare quello che era giusto fare. Qua io ho trovato una strage di esperti di tutto, ho trovato gente che mi diceva che bisognava aprire le falegnamerie in ogni comune, avevamo gente esperta di mercato del legno e tutto. Per fortuna che non li ho ascoltati, perché ho deciso da subito di fare in modo che il legno, tutti i tronchi che potevamo portare via di abete rosso fossero subito portati via. Qualcuno l'ha vista come la depredazione, no? la privazione di una risorsa del territorio, e qualcuno ha anche detto che avevo immesso sul mercato talmente tanto legno. Ricordate la storia dei cinesi? Zaia dal legno ai cinesi, tanto di quel legno che sarebbero crollati i prezzi. Io ho fatto un tetto in abete 2 anni fa e ho pagato il 43% in più rispetto a quello che valeva, quindi mi sa che non ho proprio distrutto il mercato. Questo per dire che poi ci vuole anche la forza di decidere davanti alle tragedie. La forza di decidere ce lo dà il ruolo commissariale che ho avuto. Voglio anche ringraziare chi mi ha succeduto. Io ho scelto poi a un certo punto, dopo il Covid, di mollare, perché comunque i cantieri erano improntati, e ringraziamo anche l'architetto Soragni, che oggi doveva essere qui ma ha avuto un piccolo intervento chirurgico, penso si possa dire, una banalità, insomma ci teneva ad essere, mi ha anche pregato di salutarvi, che poi ha continuato l'opera. Io non aggiungo altro, ringrazio veramente tutti di cuore, in particolar modo voi oggi che siete qui, perché un'inaugurazione come questa meritava la vostra presenza. Un'inaugurazione fatta senza il popolo non vale niente, quindi grazie di cuore per essere qui. Cercate di far buon uso di questo museo open air della natura, cerchiamo di preservarlo, di trattarlo bene, di non riempirlo di scritte con lo spray, perché ormai le trovo dappertutto. I comuni devono dedicare dei muri per lo spray e il resto delle opere devono essere, salvaguardate, ma anche l'occasione per dirvi che questo è un segnale di rinascita non solo per Roccapietore, non solo per il Serrai,
ma per tutto quel Veneto che è stato colpito da questa tragedia. Grazie e buona giornata a tutti. Allora, riprendiamo dalla cronaca, la tragedia del Brenta. Sarà rimpatriata la salma di Ramesh Ganegadhara, il 23enne dello Sri Lanka, che è morto annegato mentre cercava refrigerio nelle acque del fiume a Campo San Martino. Ricordate la tragedia del Natisone, nel tentativo di salvarlo aveva perso la vita anche un giovane romeno. Chiedo scusa, non la tragedia del Natisone, questa è la tragedia del Brenta. Vediamo. Il via libera del consolato è arrivato nelle scorse ore. Sarà rimpatriato oggi Ramesh Ganegadhara, il giovane dello Sri Lanka, annegato domenica 14 luglio nelle acque del fiume Brenta a Campo San Martino. 2 le vite spezzate quel giorno. Nel tentativo di salvare Ramesh, in evidente difficoltà, si era lanciato nel fiume anche Bogdan Stefan Crisoiu, 29 anni. Il giovane romeno lo aveva raggiunto, ma arrivati all'altezza del punto che chiamano la morta non ce l'aveva fatta ed entrambi erano stati inghiottiti dalla corrente. A quasi 3 settimane da quel tragico giorno, Ramesh Ganegadhara, 23 anni, arrivato in Italia da soli 2 mesi prima della tragedia, potrà tornare in patria dove lo attende la famiglia grazie a una colletta realizzata dai suoi connazionali. Servizio di Chiara Gaiani, la tragedia e la morte di Arianna Cuccato riporta l'attenzione sulla pericolosità della Monselice Mare. Il sindaco di Corezzola, Mauro Fecchio, dice velocità e manutenzioni sono i veri problemi. La scorsa settimana altri 2 incidenti. Purtroppo è l'ennesima tragedia nel tratto di strada di competenza di Veneto Strade, ma che ricade nel comune di Corezzola come confine amministrativo. Già la settimana scorsa c'erano stati un paio di sinistri che per fortuna non avevano avuto conseguenze con danni fisici. Una strada dove si corre, lo abbiamo sentito anche dai residenti, e dove il limite dei 70 km/h resta spesso solo sulla carta. Ma la velocità non è l'unico problema della Monselice Mare, nata come collegamento con le spiagge di Sottomarina e Rosolina, spiega il sindaco di Corezzola. Oltre alla velocità può esserci anche una manutenzione che rispetto agli anni precedenti non ha più quella puntualità, soprattutto per quanto riguarda il manto e la segnaletica che c'era in passato, per cui effettivamente è una situazione critica che è destinata purtroppo secondo me ad aggravarsi adesso con l'inizio della campagna vieticola dello zuccherificio di Pontelongo, che farà incrementare in maniera rilevante il traffico pesante. Durante l'estate potenziati i controlli della polizia locale. Gli agenti erano in servizio anche la scorsa domenica, ma non basta, serve il contributo di tutti. Le istituzioni devono fare la loro parte, ma non si possono chiamare fuori neppure i cittadini. Come ogni anno noi comunque attiviamo questi controlli che non sempre, devo anche dirla, però vengono colti, perché in più di qualche caso i nostri agenti sono stati oggetti anche di critiche e anche di qualche insulto. Un fatto molto grave stigmatizza il primo cittadino. Non si può invocare maggiore sicurezza e poi nel momento in cui si fanno i controlli ci si scatena in accuse, insomma, ecco, che poi sono anche infondate. Ucciso da un malore, nessun segno di violenza o di lesioni interne sono emersi dall'autopsia eseguita sul corpo di Aurelian Baxanu, un clochard di 47 anni trovato senza vita ai piedi della pista ciclopedonale di Chiesa Nuova a Padova. Nessun volo dal cavalcavia, come era stato ipotizzato in un primo momento dalla procura, che aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo per eseguire gli accertamenti necessari e far luce sulla morte del 47enne. Secondo i primi riscontri, Aurelian sarebbe morto 4 giorni prima del ritrovamento, avvenuto grazie alla segnalazione di un passante mentre rientrava nella sua stanza in grave stato di alterazione da alcol. L'indagine sarà quindi archiviata e il funerale di Aurelian, come annunciato, sarà pagato dal Comune di Padova con la data che però non è stata ancora fissata. West Nile, 4º caso in provincia di Padova, colpito
un uomo di 55 anni che vive nella Bassa Padovana, che ha sviluppato la forma neuroinvasiva della malattia. Il paziente, ricoverato nell'azienda ospedaliera di Padova, è stato sottoposto a cure intensive. A Padova, ricordiamo, la prima vittima veneta del virus, morto la scorsa settimana in ospedale a Monselice, dove era ricoverata. Si tratta di Gabriele Brazzo, 86 anni, di Candiana. Messi in atto dai comuni interessati gli interventi di disinfestazione adulticida, come prevede il protocollo regionale. Si raccomanda a tutti di seguire le norme di prevenzione con l'uso di spray repellenti, le zanzariere, lo svuotamento frequente di vasi di fiori dove può ristagnare acqua e cambiare spesso l'acqua nelle ciotole degli animali. Ed è deceduta una 70enne di Spinea con sospetto virus di chikungunya, avviata la disinfestazione. Una pensionata 70enne di Spinea è deceduta in terapia intensiva all'ospedale All'Angelo dopo essere stata ricoverata con il sospetto di aver contratto la chikungunya, un virus trasmesso dalla zanzara tigre. La donna aveva manifestato i sintomi al ritorno da un viaggio all'estero, ma i test ospedalieri non hanno ancora confermato se la malattia sia stata contratta durante il soggiorno o se il decesso sia dovuto ad altre cause. I risultati degli esami, attesi nei prossimi giorni, chiariranno la situazione. In via precauzionale il comune di Spinea ha ordinato una disinfestazione straordinaria delle strade dal 30 luglio al 1 agosto. L'ASL ha predisposto interventi adulticidi e larvicidi in un raggio di 200 metri dal luogo del presunto contagio. Le aree interessate includono via Cici, via Capitanio, via Roma e via Bellini, inclusa la scuola primaria Goldoni. Queste misure sono state adottate per prevenire ulteriori contagi e garantire la sicurezza dei cittadini. Allora vediamo la prima pagina del Mattino di Padova con una notizia che riguarda un altro decesso, infarto fulminante, cade dalle scale e muore a 42 anni, la tragedia nella notte a Lozzo a Testino. La vittima si chiamava Christian Mercurio, è stato trovato da un inquilino della palazzina. E poi sempre dal Mattino di Padova riaprirà l'hotel Terme Augustus a Montegrotto con nuova proprietà e ristrutturazione. Morta in auto Arianna, guidava il fidanzato, ora è distrutto. E poi l'aumento di stipendio tra le polemiche per presidente e CDA del MAP. Gianluca Salvetti, 18 anni, è morto in Brasile in un drammatico incidente stradale, era la promessa del futsal, militava a Castelfranco. Con la sua squadra, il Giorgione, aveva aiutato la comunità nei giorni dell'alluvione, è morto in questo incidente in Brasile insieme al padre. Gianluca Salvetti, assieme alla sua squadra, il futsal Giorgione, era sceso in piazza nei giorni dell'alluvione quando ha esondato la venale a Castelfranco. Assieme a ragazzi e dirigenti ha risposto subito all'appello lanciato dall'amministrazione comunale e ha aiutato i cittadini sotto la pioggia battente. Si sono presentati alla Protezione Civile, nostra sede, e non hanno temuto niente sotto la pioggia. Tra l'altro si sono messi a lavorare per diverse ore al servizio della comunità, sicché questo è un gesto straordinario che non dimenticherò mai. Un cuore grande, un ragazzo solare e dolce. Il suo sogno si è infranto in una strada a Curitiba. 18 anni, italo-brasiliano, era tornato per una breve vacanza nel suo paese dove viveva la famiglia. Promessa del futsal, aveva giocato con i colori azzurri agli europei under 19. Il giovane era in auto con il padre Rafael e la sorellina. Il papà, alla guida della macchina per evitare l'impatto con un'altra vettura, è uscito di strada. Gianluca e il padre sono morti sul colpo, gravissima la piccola portata in ospedale. La notizia è piombata su Castelfranco, dove il 18enne viveva da anni. Con un dolore enorme, no? Tutti noi della famiglia Futsal Giorgioni abbiamo ricevuto questa notizia bruttissima. Sempre con il sorriso, spiega il presidente della società. Lui è arrivato da noi che aveva 15 anni, ha fatto 3 stagioni sportive e quest'anno doveva trasferirsi alla Roma Calcio a 5.
per fare la Serie A2 Elite. Aveva seguito le orme del padre, che aveva giocato a calcio a 5, lui puntava in alto e ce l'avrebbe fatta, ci dice con la voce rotta dal pianto il presidente in queste immagini. Assolutamente, penso si fa attaccare, attenzione perché c'è lo scavetto e il gol da parte di Salvetti. Doveva arrivare a Roma nei prossimi giorni. L'intera federazione calcistica nazionale ha voluto salutare Gianluca, un post, tante lacrime e il ricordo di Gianluca sul campo da calcio. Servizio di Daniela Sizia, oggi in regia Andrea Basso e Tommaso Migot. Vediamo la prima pagina della tribuna di Treviso. Lutto a Santa Lucia di Piave, è morta Paola Neri, storica consigliera comunale, insegnante alle scuole elementari all'Istituto Comprensivo di Mariano Vazzola. Nel 2017 era stata candidata sindaca del suo comune. Il delitto di Anica Panfile, l'avvocato Fabio Crea, difensore di Franco Battaglia, unico accusato della morte della donna, ha presentato un'istanza per chiedere la nullità dell'autopsia. Un'istanza presentata nelle ore scorse. La richiesta è chiara: ottenere la nullità dell'autopsia sul corpo di Anica Panfile, la mamma 31enne trovata morta sul greto del Piave a Spresiano il 21 maggio del 2023. La motivazione di questa richiesta la spiega l'avvocato Crea, difensore di Franco Battaglia, il 77enne in carcere per l'omicidio della donna. Riteniamo che Battaglia dovesse essere avvisato dell'espletamento dell'autopsia, in quanto convergevano su di lui dei forti sospetti, ancorché non è formalmente iscritto nel registro degli indagati, e invece non fu avvisato e fu iscritto nel registro degli indagati dopo qualche minuto dall'esito, qualche ora dall'esito dell'autopsia. Insomma, un esame che avrebbe dovuto tenersi con la presenza di un consulente nominato dal 77enne imprenditore veneziano, ma così non fu ed ora la difesa parte all'attacco. Se l'istanza presentata dal difensore venisse accettata, Franco Battaglia riguadagnerebbe la libertà dopo quasi 7 mesi di carcere. Qualora dovesse essere dichiarata la nullità dell'autopsia, verrebbe meno l'accertamento della causa di morte, quindi ne sarebbe una conseguenza. Insomma, Franco Battaglia, considerato unico responsabile della morte di Anica, potrebbe essere rimesso in libertà. L'arresto dell'uomo era supportato da un quadro indiziario solido, ma questo vizio procedurale potrebbe portare ad una svolta. Mandato di arresto europeo per un uomo che stava girando in stazione a Vicenza ed è stato arrestato dalla polizia. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno arrestato nella stazione di Vicenza un 21enne di origine rumena, poiché ricercato per furto aggravato commesso nel paese di origine dall'autorità giudiziaria di Venezia. Il giovane, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato fermato nel corso di un servizio di controllo e a seguito di accertamenti è emerso a suo carico un provvedimento emesso lo scorso marzo che ne dispone la reclusione per un periodo di 1 anno e 2 mesi. L'arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria veneziana per la procedura di estradizione. L'attività di prevenzione e controllo del territorio svolta nell'ultimo mese dalla sezione di polizia ferroviaria vicentina ha portato all'identificazione di oltre 3.100 persone. L'attività di polizia giudiziaria inoltre ha consentito di indagare 5 persone per reati che vanno dalla violazione delle misure di prevenzione personali al rifiuto di fornire le generalità ad un pubblico ufficiale. Continuano le truffe ai danni degli anziani e ogni tanto le bande dei truffatori vengono acciuffate dalle forze dell'ordine, e quanto accaduto a Vicenza. Fermati durante un controllo dei carabinieri per la loro condotta alla guida, nei giorni scorsi a Vicenza un uomo e una donna, entrambi di origine campana e gravati da precedenti, sono stati trovati con una scatola di cartone sotto il sedile dell'auto presa a noleggio, con dentro 470 euro in contanti e diversi monili in oro. Non avendo saputo fornire spiegazioni sulla provenienza, i militari hanno eseguito una verifica, intuendo che potesse trattarsi del provente di una truffa ad anziani. Truffa messa a segno, come spesso accade, in cui la vittima viene raggiunta dalla telefonata di un sedicente carabiniere che la informa che un figlio o una figlia, per aver causato un sinistro stradale, si trova in arresto e per la sua liberazione è necessario il pagamento di una cauzione che un'altra persona poi arriverà a ritirare a domicilio.
I due sono così stati arrestati dai militari accusati di truffa aggravata in concorso. In aula, per sostenere il processo dopo la convalida dell'arresto, sono stati entrambi condannati alla pena di 8 mesi di reclusione e 600 euro di multa, con pena sospesa e immediata liberazione. Problema delle truffe agli anziani, su cui l'Arma torna a sensibilizzare, invitando i cittadini a non cadere nel tranello di chi, fingendosi carabiniere o annunciandosi con qualsivoglia altra qualifica, con stratagemmi fantasiosi e di varia natura, chiede la consegna di denaro o valori. Allora, vediamo anche la prima pagina del Gazzettino. Aiutatemi, devo recuperare delle cose a casa del mio ex, ma ho paura. I poliziotti l'accompagnano, trovano un lingotto d'oro e 1,5 chili di hashish, è una notizia che avevamo dato in apertura. E poi Brugnaro che scarica l'assessore Boraso, finito in cella al Due Palazzi di Padova. Non potevo immaginare, ha detto il sindaco di Venezia, che ha riunito la maggioranza dicendo andiamo avanti, e il sindaco Brugnaro comparirà per un chiarimento, per un intervento in Consiglio Comunale a Mestre venerdì 2 agosto, cioè dopo domani, e abbiamo in previsione la diretta di Antenna 3. Sentiamo. Secondo alcuni potrebbe essere addirittura la resa dei conti definitiva, nel bene o nel male, dell'avventura politica di Luigi Brugnaro, arrivato al 9° anno da sindaco di Venezia. In ogni caso, il Consiglio Comunale in programma venerdì mattina a Mestre, che Antenna 3 trasmetterà in diretta a partire dalle 9:30, si preannuncia non solo infuocato come quello che l'ha preceduto, ma per certi versi storico, visto che mai il Comune di Venezia si era trovato al centro di un'indagine così ampia che coinvolge i vertici dell'amministrazione e delle sue partecipate. Di questo Luigi Brugnaro dovrà parlare davanti all'Assemblea, in una seduta in cui non è solo l'opposizione a chiedere chiarimenti. Noi abbiamo chiesto di chiarire la posizione e cosa intende appunto il sindaco fare per quanto riguardano i vertici delle società partecipate, dove ci sono delle persone indagate. Se le opposizioni in Consiglio Comunale chiedono le dimissioni del sindaco, all'interno della maggioranza Fratelli d'Italia appare l'osservato speciale. Rinnovando il sostegno a Brugnaro, il coordinatore veneziano del partito Raffaele Speranzona ha però sottolineato che in tema di giustizia il suo partito non fa sconti a nessuno. Speranzone peraltro tra i possibili candidati sindaco alle prossime elezioni. I temi comunque non sono nuovi. Già nel 2020 il primo consiglio comunale convocato dopo l'ampia vittoria che confermò Brugnaro alla guida della città si era infatti infiammato su eventuali conflitti di interesse del primo cittadino. Con l'impiego di uomini che sono responsabili delle sue aziende e che lei ha portato anche ad avere responsabilità nell'amministrazione della cosa pubblica, lei si attiva in tutti i modi per far fruttare al massimo quell'area. Nel mirino delle opposizioni c'era lo scambio di mail tra il vice capo di gabinetto di Brugnaro ed ex dipendente umana Derek Donadini con i rappresentanti del magnate asiatico di Singapore come possibile acquirente dell'area dei Pili, così come era stato riportato dai quotidiani. Voglio citare e ringraziare pubblicamente Maurice Ceron, il mio capo di gabinetto, Luca Zuin e Derek Donadini, i suoi due vice. Grazie ragazzi di vero cuore. In quell'occasione Brugnaro aveva ricostruito l'intera vicenda Pili assieme all'architetto Danilo Gerotto, direttore dello sviluppo del territorio del comune, ricordando il trust al quale si è affidato per non avere conflitti di interesse. Iniziano l'anno successivo alle elezioni, più o meno nel 2016, almeno da quello che leggiamo, magari ce n'erano anche di precedenti, anche successivamente il Brain Trust, quindi anche successivamente al dicembre 2017, continuano sempre con, da quanto si legge, con i rappresentanti del sindaco. Se la signora Samba qualcosa, vada in procura della Repubblica immediatamente, basta questa storia giustizialista, con la mascherina se davanti al video da sole a casa, si mette la mascherina, se guarda, ci sta che si accende, si mette a posto. Intanto, in attesa del Consiglio Comunale di venerdì, le forze di opposizione pensano già alle prossime elezioni. Mi sembra che ci stiamo irrobustendo, abbiamo sempre maggiori elementi e secondo me anche sempre più forza, perché adesso ecco, l'elemento in più è che anche i cittadini secondo me si stanno rendendo conto e c'è un buon ritorno. Sulla richiesta di dimissioni del sindaco Luigi Brugnaro c'è l'unanimità, ma per raggiungere un accordo che proponga un cambio di governo a Venezia, come recitava il titolo dell'assemblea pubblica delle forze di opposizione in Sala San Leonardo, occorre un cammino più lungo, in grado di raccogliere
raccogliere attorno ad un programma il fronte più ampio possibile. L'incontro di Cannareggio, dove accanto ai partiti si sono espressi anche diversi comitati e associazioni cittadine, è stato un primo passo in questo senso. Noi abbiamo sempre avuto disponibilità al dialogo con tutti. Ovviamente non possiamo dimenticare che siamo stati già nel 2010, 2015 e 2020 candidati in alternativa alle varie amministrazioni che si sono susseguite. L'inchiesta che ha travolto il Comune ha dato nuova linfa al centro-sinistra veneziano. Se le indagini della Procura chiariranno i fatti contestati dal punto di vista legale, quello che va in scena qui è un processo politico da risolvere in sede elettorale. Questa amministrazione non ha più credibilità, non solo per le vicende gravissime giudiziarie, ma anche per tutto quello che è successo in questi anni. È stata distrutta la città di Venezia e di Mestre, sia con gli interventi dal punto di vista urbanistico, di istruzione dell'ambiente, ma anche pensiamo ai servizi. Solamente in questi giorni vediamo il tracollo dei trasporti. Se avessimo portato qua molte risorse dal PNRR invece di utilizzarle, di chiederle e di perderle quindi per il palasport e lo stadio, avremmo potuto investire creando lavoro. L'opposizione alle politiche degli ultimi anni può contribuire alla formazione di un controprogramma da proporre alla città, ma una volta terminato questo percorso bisognerà anche trovare un candidato a Cafarsetti e qui le liste civiche hanno le idee chiare. Sicuramente le primarie sono lo strumento migliore per coinvolgere la cittadinanza e dare una legittimazione dal basso alla futura candidata o candidato sindaco. Noi siamo per le primarie, lo diciamo da tanto tempo, le primarie sono lo strumento democratico per riunire tante forze assieme, tante forze forti con un unico candidato che esce dalle primarie. Andiamo in diretta a Vicenza da Luisa Bertini e dall'operatore Simone Squarcina perché in vista il rilancio di un buco nero che è l'ex macello in questa splendida città palladiana. Andiamo, vedo il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio in compagnia del sindaco Giacomo Possamai per parlare di questo progetto relativo all'ex macello, un edificio tra l'altro vincolato ai beni culturali in disuso da decenni ormai, che versa in stato di degrado, per cui il primo passo sarà la messa in sicurezza a partire da ottobre. È davvero un giorno storico per la città perché sono passati 70 anni, anche di più forse, da quando il macello era in attività, perché è dal dopoguerra che è in progressivo stato di abbandono. Grazie all'intervento di una fondazione privata che vogliamo ringraziare siamo in grado di metterlo in sicurezza, quindi fare la prima attività di recupero di questo immobile così importante perché è una delle porte d'accesso al centro storico, ma è un primo intervento che già prefigura, che già ci prepara al secondo e quindi alla riqualificazione totale e complessiva dell'ex macello che speriamo possa iniziare già nella prima metà del 2025. Ecco, questa riqualificazione completa che inizierà in primavera, in che cosa consiste? Che poi ci sarà anche l'approvazione di una variante urbanistica perché è un progetto che insiste su un'area, quindi diciamo ha un respiro più ampio. Sì, è un obiettivo che abbiamo condiviso proprio con la fondazione che si è proposta di fare questo intervento generosamente, un vero dono alla città. L'idea è quella di liberare Piazza Matteotti dal parcheggio delle auto che c'è davanti a Palazzo Chiericati, che non è degno di una città turistica, di una città UNESCO come la nostra, quindi riqualificare tutta Piazza Matteotti, di recuperare quei circa 50 posti auto al piano terra dell'ex macello e di riconvertire l'ex macello ai piani superiori a studentato, perché siamo nei pressi della città universitaria, delle sedi universitarie di Vicenza, e Vicenza ha bisogno di spazi, di posti letto per gli studenti. Veramente sarebbe e sarà anzi una grande e meravigliosa riqualificazione di quello spazio. Ecco, parliamo non solo di riqualificazioni ma anche di lavori in corso per un nuovo volto che sarà quello di Vicenza alla luce della TAV e dei lavori. Sappiamo che in questo periodo la tratta tra Vicenza e Verona, cioè a partire da oggi, è chiusa. Ecco, come sta rispondendo la città anche a questa novità momentanea?
Chiaramente i disagi sono pesanti perché chiudere una linea così importante per tanto tempo, per 3 settimane, ha un impatto rilevante sulla mobilità, sui pendolari. Ferrovie dello Stato ha comunque attrezzato bus sostitutivi e quindi percorsi alternativi. È chiaro che bisogna in queste settimane stringere i denti e cercare di far funzionare le cose al meglio, nella consapevolezza, ecco, ci accorgiamo di quanto importante sia la mobilità su rotaia e il treno, e anche di come gli interventi in programma possano migliorare il trasporto regionale. Anche perché ricordiamo che Vicenza sta vivendo anche un boom turistico importante. Vicenza ha visto negli ultimi anni una crescita turistica importante, devo dire anche i dati di quest'anno sono molto incoraggianti, l'obiettivo è quello però di fare sempre di più, perché ha tanto potenziale ancora la città da esprimere. Ecco, ultima cosa che chiedo al sindaco prima di lasciarlo andare è la questione della Bertoliana chiusa, che cosa sta succedendo e se ci sono novità. Ma semplicemente c'è stato un accesso dell'Ispettorato del Lavoro nei giorni scorsi che ha chiesto alcune dichiarazioni di conformità, in particolare dell'impianto elettrico, che sono state recuperate nelle ultime ore da parte degli uffici, e quindi credo che si andrà alla riapertura della sede di San Giacomo in brevissimo tempo, credo già nei prossimi giorni. Ecco, io ringrazio il sindaco, restituisco a voi la linea allo studio. Grazie molte al primo cittadino di Vicenza, Jacopo Samaia, Luisa Bertini e Simone Squarcina per la parte tecnica. Andiamo in pubblicità, 2 minuti, state con noi perché ci sarà poi qui in studio ospite Antonio Venturato, ultramaratoneta che ha fatto delle imprese incredibili in condizioni estreme e che ha raccolto dei fondi che permetteranno a 4 disabili di partecipare alla maratona di New York. State con noi, a tra poco. Eccoci qua di nuovo, avevo parlato di un ospite, Antonio Venturato, e c'è un caso di omonimia. Io pensavo fosse Antonio Venturato, l'ultramaratoneta che è stato qui in trasmissione recentemente, e invece c'è Tony Venturato, che è un grande atleta e che è comunque al centro di una storia molto, molto bella, perché è quella della raccolta di fondi per permettere ad altri atleti disabili di partecipare alla maratona di New York. Buongiorno. Buongiorno direttore. Tony Venturato, scusi lo scambio diciamo di persone, ma avete lo stesso nome e trattandosi sempre comunque di corse, di maratona, pensavo fosse lui. Grazie per essere qui. Allora ci racconta insomma, come è nata questa iniziativa, come siete riusciti a raccogliere questi soldi che permettono appunto questa partecipazione. L'iniziativa è partita nel 2022, quando sono stato invitato l'ultima volta alla maratona di New York, e lì gli organizzatori mi hanno fatto conoscere un'associazione, l'associazione Achilles, un'associazione internazionale che si occupa di mettere in contatto atleti normodotati con atleti disabili. Nel 2023, quando sono stato invitato per l'ennesima volta alla maratona di New York, l'associazione mi ha chiesto di fare da ambasciatore per la maratona di New York appunto in Italia e cercare di portare degli atleti disabili. Io sono a sua volta un atleta disabile perché ho delle problematiche, ho delle parestesie alle gambe a causa di un incidente stradale e ho preso in carico questo impegno. A gennaio ho messo in moto alcune cose, grazie tra l'altro anche ai vostri canali e a questa emittente televisiva veramente che ha fatto da cassa di risonanza. Siamo riusciti a raccogliere la cifra, una cifra idonea che ci permetterà di portare 2 atleti disabili, una ragazza di 20 anni, un ragazzo di 30 anni di Milano e di Roma con la sindrome di Down. Si stanno già allenando con la loro associazione sportiva. 2 invece li sceglieremo, anzi sono già stati scelti negli Stati Uniti per una questione logistica, e quindi porteremo questi 4 atleti anche consci dell'esperienza di un atleta disabile con la sindrome di Down che ha partecipato nel 2022, Kay, una texana,
che a sua volta, dopo aver corso la maratona, è diventata addirittura un'allenatrice di atleti normodotati. Senta, Venturato, io se non ho letto male, lei ha avuto delle lesioni midollari, no? Certo. Per cui è a sua volta disabile, quindi partecipa da quanto tempo, diciamo? Beh, la mia prima avventura è stata nel 2014, poi ho ripetuto nel 2015, poi ho avuto dei problemi fisici, ma ho corso varie maratone in giro per il mondo. Sono ritornato nel 2022 per puro caso perché il sindaco di New York, assieme agli organizzatori della maratona di New York, mi hanno invitato per meriti umani sportivi che dico non ho, ma perché ho donato i diritti della biografia alle famiglie indigenti newyorkesi che non possono curare i bambini malati oncologici. Lì, se non si ha un'assicurazione medica particolare, non si riesce a curarsi. E da lì poi sono stato invitato continuamente, io ci vado naturalmente, non sono un atleta veloce, dico sempre sono un tapascione cosiddetto, quindi colui che corre lentamente, chiacchiera, mi fermo anche a fare le interviste con le televisioni americane lungo il percorso, ma questo mi consente, oltre a ricavare e ad avere dei fondi per portare gli atleti disabili alla maratona di New York, anche poi di includere in queste storie le scolaresche, e quindi tra l'altro sono stati proprio gli studenti di tanti istituti scolastici a donare pochi euro, ma veramente tanti studenti hanno fatto sì che questa somma diventasse importante e siamo riusciti appunto a portare questi atleti. Senta, Venturato, lei racconta cosa rappresenta per un atleta disabile tagliare il traguardo, no? Proprio si vede negli occhi la gioia di aver vissuto un'esperienza di questa importanza. Sì, hanno un change, come si dice negli Stati Uniti, incredibile. Diventano attori, testimoni di una positività nei confronti dei loro pari, vengono visti come eroi dai loro pari e quindi a sua volta poi innescano un meccanismo quasi addirittura di emulazione da parte dei loro pari, quindi di tutti gli atleti disabili. Io mi sono focalizzato specialmente sulla disabilità psichica e quindi su chi ha dei problemi inerenti proprio a malattie come la sindrome di Down e così via, per una mera questione logistica, perché portare delle persone magari che hanno delle defezioni fisiche vorrebbe dire anche portare delle carrozzine in aereo e così via. Però guardate che la maratona di New York, su 55.000 atleti che corrono, il 10% sono atleti disabili, quindi che hanno delle menomazioni fisiche, quindi senza gambe e senza mani, e credetemi sono gli atleti più applauditi lungo il percorso. Ci sono 3 milioni di persone lungo questo percorso e sono veramente, c'è un'ovazione al loro passaggio. Senta, Venturato, quali altre manifestazioni di questo genere, cioè altre maratone, altri eventi sono, diciamo, particolarmente amate dagli atleti che hanno disabilità? Allora, bisogna considerare che purtroppo per gli atleti disabili la maratona è un impegno veramente notevole, sia per quanto riguarda lo sforzo fisico, ma anche per quanto riguarda il tempo. La maratona di New York è una delle poche maratone al mondo che non ha nessun limite di tempo, quindi la si può percorrere come per gli atleti normodotati in 2, 3, 4 ore, per gli atleti disabili anche in 10 ore, non ci sono problemi. In Italia e in Europa ci sono dei limiti, tanto per dire la maratona di Venezia c'è il limite delle 6 ore, quindi è un po' complicato per un atleta disabile percorrere quella distanza in 6 ore. Certo è che naturalmente ci sono delle gare molto più corte, per esempio la mezza maratona, dove queste persone possono correre. C'è una differenza sostanziale però nella gestione delle corse all'estero rispetto a quelle in Europa. Negli Stati Uniti sono decisamente qualche passo avanti rispetto a noi, soprattutto nell'organizzazione e anche nell'inclusione di queste persone. In Europa, ecco, dobbiamo ancora migliorare qualcosina anche per avere dei villaggi che siano effettivamente inclusivi per queste persone. Allora, tra poco daremo la pubblicità. Volevo chiedere ancora a Tony Venturato, le Paralimpiadi, no? Che
che cosa rappresentano oggi? Beh, rappresentano qualche cosa di veramente incredibile, di altissimo livello. Tra l'altro abbiamo degli atleti italiani che si sono preparati benissimo proprio per queste Olimpiadi. C'è una cosa che però non mi va giù e spesso e volentieri la faccio presente anche nei social, che è che se un atleta italiano normodotato vince una medaglia, ha un determinato riconoscimento economico che è ben diverso dall'atleta disabile. Sarebbe il caso di paragonare queste differenze economiche, perché l'impegno che ci mette un atleta normodotato è esattamente lo stesso dell'atleta disabile. C'è una differenza paradossale che purtroppo deve essere colmata. Ecco, tra l'altro Paralimpiadi gli atleti italiani hanno ottenuto spesso grandi risultati. Questo vale anche, diciamo, per altre diciamo, gare anche in Italia. Sì, certo, ci sono delle gare in Italia e penso soprattutto a quelle gare dove magari lo sforzo non è eclatante, come può essere il tiro a segno, come possono essere delle gare anche che si svolgono appunto nella medesima postazione, come per esempio anche noi abbiamo qui in Italia il campione del mondo di calcio balilla, che veramente è una grandissima persona, anche lui midollo leso a seguito di un incidente stradale, ed è un campione che ci invidia a tutto il mondo, perché quando entra in campo lui non ci sono più avversari, quindi è incredibile. Non lo sapevo. Dei grandi primati, delle persone straordinarie, abbiamo visto prima le immagini di Bebevio, insomma potremmo parlarne a lungo, lo faremo ancora con Tony Venturato. Complimenti. Grazie mille. Grazie molte e in bocca al lupo a lei e agli altri atleti per la maratona di New York. Grazie soprattutto alla vostra emittente. Ci mancherebbe altro, nostro dovere. Adesso andiamo in pubblicità con Andrea Basso e Tommaso Migot in regia. State con noi, grazie. Tanti disabili che fanno sport e fanno anche sport agonistico, come avete sentito, ottenendo grandi risultati. Invece ci sono bambini, ragazzi sani che sono vittime di una vita sedentaria, che fanno poca attività fisica con un'alimentazione sregolata, e quindi sono allarmanti i dati dell'indagine dell'ULSS 2 intitolata Occhio alla salute. Un bimbo trevigiano su 4 è in sovrappeso e costante l'aumento degli obesi. Aumenta il numero di bambini obesi, nonostante aumenti anche la loro attività fisica, che però rimane sempre troppo poca. Ma il dito va puntato anche contro l'alimentazione, troppo ricca di grassi, sale e zuccheri. Sono i dati che emergono dall'annuale monitoraggio dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, fatto su un campione di 450 alunni della terza elementare in 26 istituti scolastici della Marca. Secondo il report Occhio alla salute, il 23% dei piccoli trevigiani è in sovrappeso e di questi l'8% è già obeso, un problema che a lungo andare peserà sempre più sul sistema sociale e sanitario, causando agli adulti non solo problemi cardiovascolari e di diabete, ma anche possibili tumori a colon, fegato e pancreas. Il problema è non fare diventare i bambini oggi normopeso degli obesi in età pediatrica. Quindi bisogna sicuramente curare l'alimentazione, le regole che sono anche quelle poi della dieta mediterranea, quindi l'abbondanza di frutta, di verdura, di legumi, di pesce, riducendo invece quelli che sono considerati cibi spazzatura, e poi aumentare quella che è l'attività motoria. Oggi ancora il 30% dei bimbi non fa colazione tutte le mattine e il 74% mangia troppo a merenda. Quasi il 60% non mangia frutta e verdura a sufficienza, ma gradisce invece snack salati e dolci. Poi c'è il gender gap, i bambini fanno più attività fisica delle bimbe, e l'ereditarietà. Facile che genitori obesi crescano figli obesi. A settembre partiranno 2 progetti nelle scuole, uno per l'uso consapevole dei device elettronici che rubano tempo alle attività fisiche e fanno mangiare compulsivamente,
successivamente, uno invece dedicato all'alimentazione consapevole. Sappiamo che i bambini hanno più difficoltà a mangiare verdura, mi piace meno, però appunto per favorire questa alimentazione che sappiamo essere positiva per la salute, quello che viene proposto agli insegnanti sono dei laboratori sia educativi ma anche sensoriali, appunto per favorire questo venire a contatto con sapori che possono essere all'inizio non tanto gradevoli ma poi possono essere utili e poi piacere alla fine. E parliamo di Olimpiadi che hanno visto atleti veneti davvero fare grandi cose, ed è in parte veneta la medaglia d'oro della squadra di Scherma, composta tra le altre da Navarria e Rizzi, della Scherma Treviso, che hanno vinto l'oro nella spada femminile a squadra. Vediamo il servizio. Che è il sogno di qualsiasi atleta andare alle Olimpiadi, quindi è una sensazione bellissima. Poi a Parigi ho vissuto per 6 anni, quindi è come un po' tornare. Quindi sì, sembra una casualità. Sono a Parigi e quindi questa cosa mi fa ancora più piacere. La prima medaglia friulana alle Olimpiadi di Parigi 2024 è quella. Dal metallo più pesante è splendente e scintillante l'oro al collo delle spadiste Mara Navarria e Giulia Rizzi al termine di una cavalcata trionfale. È un risultato storico, il primo oro nella spada per l'Italia, che arriva dopo 28 anni dall'ultima finale disputata ad Atlanta 1996, quando si perse proprio contro la Francia. Dopo aver eliminato l'Egitto ai quarti di finale e la Cina in semifinale, le spadiste sono scese in pedana contro la Francia, appunto padrona di casa, in una gara a dir poco emozionante, che però le transalpine hanno portato presto dalla loro parte, sfruttando una Fiammingo svagata, distratta, forse anche un pochino emozionata. Lì è intervenuta l'Aquila del Friuli, a cominciare da Giulia Rizzi, ormai sempre più talento consolidato. Uno strappo iniziale per rimettere le cose quasi in linea di galleggiamento, per ridare le speranze alla panchina azzurra, chiamiamola così. Da quella panchina si è alzata all'8ª e penultima ripresa disponibile dell'intera competizione Mara Navarria. Il talento oltre ogni confine, la freddezza della campionessa, sempre riserva e in pedana per il momento cruciale, con l'Italia sotto nel punteggio, come se nulla fosse. Mara comincia a dispensare stoccate alla francese, ribaltando la situazione e chiudendo 3 minuti da far vedere nelle scuole. Calma olimpica, è il caso di dirlo, freddezza e capacità per dare alla Santuccio un'ultima ripresa da giocare in vantaggio. Trema all'inizio Alberta e la Francia quasi ne approfitta, ma è bravissima anche lei a domare emozioni e a portare tutto all'ultima stoccata, quella decisiva. Un finale al cardiopalma in cui l'Italia la spunta e tutti possono esultare in un abbraccio che dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia unisce l'Italia come solo lo sport sa fare, mettendo da parte tutto e lasciando la sensazione viva di aver centrato un obiettivo incredibile. Piangono le protagoniste. Piangeva già alla fine dell'8ª ripresa Mara per quello che era il suo ultimo atto olimpico, che resterà scolpito nella memoria e nella pietra di questo sport, ma d'altronde con il suo sorriso contagioso ci aveva già convinto mesi fa che la medaglia in Friuli da Parigi ci sarebbe arrivata e potevamo quindi forse stare tranquilli. Mai molla, si dice a casa mia. Io ho questo obiettivo che mi sono prefissata dopo le Olimpiadi di Tokyo e ci sto lavorando tanto sopra, ci sto credendo tanto, ci credo tanto e voglio andare a Parigi a prendermi quello che mi spetta. Così Navarria e Rizzi, che sono friulane ma che si sono allenate a Treviso. Parliamo delle Olimpiadi ancora questa volta c'è di mezzo Bassano e Grappa, perché cresce l'attesa per la gara di Rebecca Sartori, la 27enne che scenderà in pista per i 400 metri ostacoli. L'ha sentita Monica Smiderle. A Bassano cresce l'attesa per la gara olimpica di Rebecca Sartori a Parigi 2024. L'atleta 27enne sarà impegnata nei 400 metri ostacoli. L'emozione è grande e la voglia di scendere in pista è tanta, perché la magia dei Giochi Olimpici è semplicemente unica. Ciao a tutti, volevo ringraziare il sindaco di Bassano e i bassanesi per il sostegno che mi state dando in questi giorni. Per me ricevere così tanto supporto da parte della mia città, dalla città in cui sono nata e cresciuta, è veramente un onore e quindi volevo ringraziarvi davvero dal profondo del cuore. Io partirò per Parigi a breve per vivere il mio sogno
E intanto volevo ricordarvi di fare il tifo a tutti gli atleti italiani impegnati in questi giorni lì alle Olimpiadi e ricordarvi che la mia gara sarà domenica 4 agosto alle 12:35. Mi servirà moltissimo tifo, soprattutto bassanese. Vi mando un grossissimo abbraccio e ci vediamo presto. E allora forza Rebecca, domenica Bassano del Grappa, il Veneto e l'Italia intera tiferanno per te. Servizio di Monica Smiderle, chiudiamo con l'inaugurazione e la riapertura dei serrai di Sottoguda a Rocca Pietore. Sentiamo Tiziana Bolognani. Va bene, sì, buongiorno a voi. La cerimonia con il taglio del nastro si è conclusa da poco ed è iniziata. Come Stefano può farvi vedere, osservare, è iniziata la visita ai primi 200 metri dei serrai ricostruiti, di questa passerella a sbalzo che si incune all'interno del canyon totalmente distrutto durante la tempesta Vaia. Con me l'assessore alla protezione civile e all'ambiente della Regione del Veneto Giampaolo Bottacin, che diciamo essere il testimone non solo oculare ma anche nei fatti di quanto è stato fatto, e scusate il bisticcio di parole, di quanto è stato fatto proprio nelle ore immediatamente successive, ma anche prima, con le opere fatte prima, vero Assessore? Sì, voi siete stati testimoni durante le opere perché eravate presenti sul posto in maniera tempestiva e immediata come sempre. E no, ho detto prima che l'abitato di Sottoguda, tanto per fare un esempio, si è salvato grazie al fatto che a monte era stata costruita una grandissima briglia che è stata travolta dalla furia delle acque e del materiale, che è letteralmente esplosa, assorbendo l'energia che altrimenti si sarebbe scaricata nelle abitazioni, distruggendo tutto quello che trovava. Questo per dire che le opere di prevenzione erano già state fatte prima e hanno consentito di ridurre di molto l'impatto sugli esseri umani. La previsione è altrettanto, perché io avevo avuto contezza dalla nostra agenzia, l'ARPAV, che ci sarebbe stato del maltempo piuttosto preoccupante, e ho imposto di fatto al prefetto di Belluno di chiudere tutto. Infatti fu chiuso tutto e questo ha ovviamente preservato la vita umana di moltissime persone. 13 milioni di euro l'intervento finanziato per sistemare i serrai di Sottoguda in comune di Rocca Pietore, che durante la tempesta Vaia fu certamente quello che subì i maggiori contraccolpi a livello del paesaggio ma anche delle opere. Ricordiamo, si è sempre parlato, l'ha detto anche lei poco fa, Assessore Bottacin, si è sempre parlato perché l'impatto visivo quello era degli alberi, degli schianti degli alberi, di boschi interi, eppure qui non c'era più l'acquedotto, non c'era più l'elettricità, la furia dell'acqua e del vento si portò via davvero tutto. È una rinascita in questo lavoro fatto e commissionato da Veneto Acque, è una rinascita non solo di Rocca Pietore, ma diciamo è un segnale di rinascita per tutto il Veneto, che proprio durante i giorni di Vaia venne colpito dalla tempesta? Ma direi di sì, perché questo forse è il cantiere simbolo di Vaia, ma vorrei ricordare che da allora abbiamo attivato 2.527 cantieri per oltre 1 miliardo di euro di opere di difesa. Circa 300 soltanto in provincia di Belluno, in comune di Rocca Pietore. Sì, in comune di Rocca Pietore, ma anche in provincia di Belluno, che è stata la provincia più colpita, perché non è stato solo l'Agordino colpito, è stato il Comelico, è stato il Cadore, insomma gran parte della provincia di Belluno. E sono opere che sono fondamentali per la salvaguardia della vita umana, che spesso non si vedono, come la famosa briglia a cui avevo fatto riferimento prima, ma che sono assolutamente fondamentali per salvaguardare vite umane. Ecco, quindi il simbolo della rinascita, perché quando è successo Vaia subito tutti, a iniziare dai cittadini, si sono rimboccati le maniche. Ho ricordato prima che quando venne qui il ministro Di Maio si stupì del fatto che tutti stavano lavorando, e da noi c'erano tutti che si erano rimboccati le maniche. Poi è arrivata la macchina dei soccorsi, che ho avuto
l'onore e soprattutto l'onere di coordinando l'unità di crisi regionale, e ringrazio tutti i soccorritori ma anche i cittadini che si sono imboccati le maniche, come sempre succede in Veneto, aiutati che il cielo ti aiuti, no? E quindi noi siamo abituati così, ci tiriamo sulle maniche e cerchiamo di darci da fare, poi se vengono i soccorsi meglio. Anche perché, come dire, è stato giustamente rivendicato durante la cerimonia inaugurale che qui la protezione civile regionale e locale, pensate che immediatamente dopo Vai è stato ricostituito anche il gruppo di protezione civile di Roccapietore, ha fatto per davvero un grandissimo lavoro, e personalmente posso dirvi che oggi è una giornata che non può non essere di commozione, perché io ricordo perfettamente assieme ai nostri operatori l'ingresso che ci venne consentito esclusivamente fino a proprio il punto in cui siamo in questo momento. Oltre questo punto non si poteva andare, c'era evidentemente la devastazione, e la devastazione è stata un'immagine, è e resta un'immagine che difficilmente cancelleremo dai nostri occhi, dalla nostra memoria. Con questo io vi restituisco la linea allo studio e naturalmente tutti i particolari di questa bellissima giornata per la provincia di Belluno, per Roccapietore e anche per la regione del Veneto questa sera all'interno dei nostri telegiornali. A voi. Grazie a Tiziana Bolognani, è tutto per oggi, grazie ad Andrea Basso e a Tommaso Migotta, ci vediamo stasera a Focus alle 21:15, buona giornata.